Grazie, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Come accennato io mi occuperò di come si esegue il rinforzo strutturale degli elementi portanti. Essenzialmente interveniamo nel rinforzo della struttura quando siamo in presenza o diciamo in presentimento di un evento sismico, quando dobbiamo adeguare, migliorare edifici rispetto a una normativa che cambia, che avanza, oppure quando abbiamo anche problematiche, come è stato accennato, di cambio di destinazione d'uso. Un edificio che era destinato ad aula scolastica diventa biblioteca, un edificio che era un antico fienile diventa centro ricreativo. Sono tutti ambiti nei quali il sisma non è direttamente coinvolto, ma in cui ci troviamo a dover dare più sostanza, a dover dare rinforzo a una struttura portante. Come dice il nome stesso, rinforzo strutturale, quindi andiamo ad agire su elementi che costituiscono l'ossatura, la struttura dell'edificio. Abbiamo visto nell'intervento che mi ha preceduto un intervento classico di confinamento per incamiciatura di un edificio, quindi si apporta un'armatura esterna che va a dare sostegno alla struttura originale che per degrado o per altri problemi non ha più quella capacità portante per cui era nata, oppure non ha la capacità portante per quello cui sarà destinata. Ci sono altri interventi, diciamo, di rinforzo classico in cui introduciamo in cantiere degli elementi di acciaio per incamiciare, incravattare, utilizziamo parole come catene, chiavi, sono la descrizione di elementi metallici a cui affidiamo parte della resistenza perché la struttura non ce la fa più. Un caso classico, tutti i centri, i borghi medievali in muratura hanno delle caratteristiche chiavi, degli elementi metallici che sono in esterno annegati nell'intonaco, che sono proprio gli strumenti con cui si è chiuso, con cui si è cinto l'edificio, cercando di rimetterlo in piedi, cercando di ridargli la geometria originale. La tecnologia che vi propongo prosegue su questa strada, ma con un contenuto di innovazione. Abbiamo visto velocemente da alcuni disegni nell'intervento che mi ha preceduto che cosa siano i materiali compositi, come si realizza un rinforzo strutturale con materiali compositi. Si sostituisce all'elemento acciaio, metallo, un elemento nuovo che si chiama fibra. Deputiamo a portare la sollecitazione che la struttura non porta più, non una barra, una catena, un elemento di metallo, ma della fibra. Ovviamente delle fibre che hanno caratteristiche particolari, che hanno resistenze a trazione molto importanti, ancor di più che hanno rigidezze molto importanti. Infatti normalmente si parla di fibre ad alto modulo elastico. La caratteristica principale di questi materiali è che non solo non si rompono, o meglio si rompono a delle trazioni molto elevate, ma soprattutto sono materiali molto rigidi, ovvero io posso associare grandi valori di resistenza a trazione con deformazioni nulle, minime. Si parla correttamente di tecnologia di rinforzo con materiali compositi perché la fibra da sola non può fare nulla. Queste fibre sono come dei tessuti, sono come delle reti, le quali vanno appiccicate, le quali vanno rese solidali con l'elemento da rinforzare. Se non utilizzo un'adeguata matrice che incolli la fibra all'elemento che sto rinforzando, non avrò l'effetto desiderato, ovvero che la sollecitazione si trasferisca dall'elemento portante alla fibra. Materiali compositi perché sono composti da due elementi, la fibra ad alto modulo elastico e la matrice che si occupa dell'adesione della fibra al supporto. La fibra più famosa per fare i rinforzi strutturali con materiali compositi è sicuramente la fibra di carbonio. È una fibra che conosciamo in Italia da oramai sono quasi più di 20 anni.
di cui conosciamo le prestazioni in termini di resistenza a trazione e modulo elastico, che viene abitualmente utilizzata in abbinamento a una matrice epossidica. Il collante che garantisce l'adesione della fibra di carbonio alle strutture è la resina epossidica. Avrete sentito parlare, e lo leggete là in alto, di una sigla FRP. FRP sta per Fiber Reinforced Polymer. Parliamo di fibre per il rinforzo che utilizzano un polimero, la resina epossidica, come matrice adesivizzante. Questa è una tecnologia che in Italia è molto diffusa, è una tecnologia che ha dimostrato dei limiti, è ancora oggi uno dei metodi per realizzare rinforzi con materiali compositi più diffuso. Io vorrei, nell'occasione del nostro incontro, introdurvi due novità in questa materia. Innanzitutto vi presento una nuova fibra che assomiglia molto al carbonio, ma non è carbonio, non sono polimeri, atomi, molecole di carbonio. È un materiale innovativo che deriva dal settore aeronautico che è chiamato PBO. PBO è l'acronimo di poliparafenilenbenzobisoxazolo. È un nome lunghissimo, solo in pochi lo possono pronunciare. Io sono stato abilitato all'utilizzo di questo nome qualche anno fa, lo dico tutte le volte che posso, perché sono uno dei pochi che lo conosce. Ma scherzi a parte, il PBO è una fibra che, se possibile, ha prestazioni ancora superiori a quella del carbonio. Ha una resistenza a trazione molto superiore a quella del carbonio, siamo a 5,8 gigapascal di resistenza a rottura, ha una rigidezza, un modulo elastico un pochino superiore a quello della fibra di carbonio, e questo ci serve, e fra gli altri vantaggi che possiede ne ha alcuni che sono decisamente interessanti. Ad esempio, il carbonio, abbiamo detto, ha un'elevatissima resistenza a trazione, ma non ha resistenza a taglio. Se voi avvicinate una forbice a un foglio di carbonio, lo tagliate più facilmente che tagliare la carta. Mentre invece se voi provate a tagliare questo materiale con una forbice da cancelleria, non riuscite. Se voi ci provate con un taglierino, non riuscite a tagliarlo. Servono o delle forbici speciali con un taglio molto maggiorato, oppure serve il frullino, avete presente, il taglierino con il disco da metallo. È un materiale che ha, oltre a un'elevata resistenza a trazione, ha un'elevata resistenza a taglio. Ma soprattutto è un materiale che, mentre il carbonio si dice è inerte, è un materiale che è attivo chimicamente. Se osserviamo al microscopio la catena molecolare del PBO, scopriamo che ci sono degli atomi liberi che possono interagire, possono legarsi chimicamente. Con che cosa? Possono legarsi chimicamente con una matrice. Mentre il carbonio e la resina epossidica, nel realizzare un FRP, semplicemente si impregnano l'uno nell'altra e quindi stabiliscono un legame fisico, meccanico, il PBO è in grado di legarsi chimicamente con una matrice, stabilendo quindi una connessione che, per il progettista che è preoccupato del corretto trasferimento delle sollecitazioni, è decisamente interessante. Introduco la seconda novità che vorrei presentarvi oggi. Non solo una fibra innovativa rispetto al carbonio, ma un nuovo modo di realizzare rinforzi strutturali con materiali compositi. Dove sta la novità? Siamo passati dagli FRP, fibre per il rinforzo con un polimero, la resina, a una nuova famiglia di prodotti che si chiama FRCM, o in inglese FRCM, che sta per Fiber Reinforced Cementitious Matrix. Abbiamo la possibilità di introdurre una matrice che non è più polimerica, resina epossidica, ma è cementizia. Detto volgarmente, e mi perdonerete, possiamo appiccicare la fibra di PBO con una malta di cemento.
Questo è decisamente sorprendente perché fino ad oggi avevamo l'impressione che non ci fosse nulla di meglio per appiccicare, soprattutto in strati molto sottili, della resina epossidica. Invece esistono delle malte cementizie, specificatamente studiate, che hanno la stessa proprietà di adesione, certificati alla mano, della resina epossidica, però sono inorganiche, non c'è polimero, c'è cemento, matrice cementizia. Questa è una grande rivoluzione, adesso proverò a denunciarvi perché è veramente una scoperta che ha del rivoluzionario, innanzitutto perché ci consente di approcciare il mondo dei rinforzi strutturali con materiali compositi sotto una nuova luce. Innanzitutto, se io devo eseguire il rinforzo strutturale di un pilastro autostradale in calcestruzzo armato, diametro 3 metri, un viadotto altissimo, oppure mi devo occupare di ripristinare una volta di una chiesetta romanica in muratura, con il sistema FRP procedo sempre nello stesso modo. Spalmo qualche millimetro di resina, stendo il carbonio e ricopro con un altro velo di resina il pilastro e la volta della chiesa. Ma le due strutture sono, dal punto di vista statico, dal punto di vista dei carichi, dal punto di vista del comportamento ambientale, molto diverse. Avete presente cosa vuol dire calottare di resina la volta magari affrescata di una piccola chiesetta? Dal punto di vista statico probabilmente abbiamo risolto qualunque possibile cerniera che si dovesse aprire anche nell'evento sismico più grave. Ma dal punto di vista termigrometrico abbiamo devastato la situazione. Ecco perché non è disponibile una sola matrice cementizia, ma ce ne sono due. Cominciamo a differenziare nel mondo degli FRCM il mondo degli interventi di ripristino del calcestruzzo, con una matrice a base cemento Portland, con una matrice ad altissima resistenza, con una matrice altamente impermeabile, dal mondo degli interventi di rinforzo strutturale della muratura, con un sacchettino color nocciola, con una matrice molto più tranquilla in termini di resistenze, con una matrice che è traspirante. Possiamo rinforzare la volta di una chiesetta romanica garantendo perfetta performance statica, ma lasciando traspirare il supporto. Questa è una grande innovazione in questo mercato. Ma soprattutto, io qui cito il DT200, che è il documento tecnico emanato dal CNR, che è un po' diciamo la linea guida per tutta la progettazione dei sistemi di rinforzo con materiali compositi. Dicevo, soprattutto è estremamente interessante il fatto che l'introduzione di materiali per il rinforzo a base di cemento, con una matrice cementizia, rende questi rinforzi incombustibili. Abbiamo una certificazione per cui il rinforzo con matrice cementizia è in classe A1. Guardate che il problema che la resina epossidica che utilizziamo per incollare il carbonio sia in classe E era veramente destabilizzante in tutta una serie di interventi. Si arrivava dal punto di vista ingegneristico, si ripristinava il comportamento dei pilastri ammalorati. Tutta la struttura adesso era perfettamente funzionale dal punto di vista della distribuzione del carico, ma, accidenti, i pilastri distrutti, smangiati, con i ferri esposti, erano evidentemente da sistemare, ma quantomeno erano incombustibili. Invece il rinforzo con le resine epossidiche spesso spostava il problema della risoluzione del comportamento statico sul comportamento al fuoco. Avere un rinforzo a matrice cementizia, cioè inorganica, che non soffre di combustibilità, che non altera il comportamento al fuoco, è veramente un passo avanti. Un altro tema molto interessante riguarda il fatto che i rinforzi a base resina epossidica soffrono di un'altra malattia, oltre che quella del comportamento al fuoco. Un'altra malattia che forse è ancora più grave di quella del comportamento al fuoco e riguarda la cosiddetta transizione vetrosa.
È stato dimostrato che il velo di resina epossidica con cui noi anneghiamo la fibra di carbonio, se esposto a temperature elevate, non necessariamente quelle di incendio, possono essere temperature ancora più basse, perde aderenza, si distacca, tende a distaccarsi. Allora, nel DT200, che è quel documento tecnico che vi ho indicato poc'anzi, in cui ci sono le linee guida per la progettazione, c'è scritto chiaramente che non si può utilizzare il rinforzo con resina epossidica ovunque. Lo si può utilizzare solo in determinate condizioni, tenendo conto di questa temperatura di transizione vetrosa. Ma quant'è? Quant'è la temperatura sopra la quale la resina tende a perdere adesione? C'è scritta su tutte le schede tecniche delle resine. Alcune hanno scritto 30 gradi, alcune hanno scritto 35, alcune 45, ce ne sono alcune molto care che hanno scritto 80 gradi di transizione vetrosa. Attenzione, perché nel DT200 c'è scritto che il rinforzo strutturale con resina epossidica si può applicare, ma in quei locali in cui la temperatura di esercizio non ecceda mai, neanche un giorno, perché il processo, ahimè, è irreversibile, la temperatura di transizione vetrosa meno 15 gradi di sicurezza. Quindi voi capite che se ho acquistato una resina epossidica che va in transizione vetrosa a 35 gradi, posso fare il rinforzo del nodo trave pilastro in cantina, dove tengo i salumi al fresco. Perché se comincio a metterlo su un ponticello di una strada statale, magari in Sicilia, a mezzogiorno del 4 di luglio è già a 60 gradi e quindi ho un dubbio sull'adesione di quel sistema. In America, che sono un pochino più avanti di noi, hanno già definito la tecnologia FRP Indoor Conditioned, cioè all'interno condizionato. Sì, ma nelle nostre scuole c'è l'aria condizionata. Anzi, nelle nostre scuole c'è l'aria condizionata alla temperatura perfetta per stare con i bambini. Sì, ma anche le 2 settimane centrali d'agosto? No, ad agosto chiudiamo. E in quelle 2 settimane lì tutti i nodi, tutti i rinforzi a flessione, tutti i confinamenti di pilastri superano la temperatura di transizione vetrosa. Inutile dire che un rinforzo a base cementizia, non avendo polimero, non soffre del problema della transizione vetrosa. Il tema della traspirabilità, ve l'ho già accennato, è dimostrato che una matrice a base cementizia, se ovviamente calibrata nel modo corretto, riesce a garantire la traspirazione di un rinforzo. Fino a ieri pensare a un rinforzo strutturale appunto di una muratura, di una chiesa, di un edificio storico, garantendo l'equilibrio termo-igrometrico, sembrava improponibile. È decisamente interessante anche il tema, diciamo, ambientale. La resina epossidica non è che sia un materiale, diciamo, sulla lista nera, soprattutto quando è indurito. Però, diciamo, nella fase di gestione, di applicazione del materiale, soprattutto di gestione del rifiuto, è un materiale che va trattato, insomma, con una certa accortezza. È interessante anche il fatto che a volte capiti di andare a fare rinforzo su strutture umide. L'applicatore di resina si presenta in cantiere con l'igrometro, misura il contenuto di umidità del supporto e dice no, purtroppo io la resina epossidica su un supporto umido non la posso applicare, chiamatemi nuovamente quando il supporto si sarà asciugato. Peccato che la chiesa è dall'anno 1000 che è umida, quindi potremmo aspettare un altro migliaio di anni e vedere se il quadro cambia, se no. Al contrario, stendere un velo da 3 mm di matrice cementizia ha bisogno di un supporto umido, perché se io lo vado a posare su un supporto che è asciutto dall'anno 1000, ruba l'acqua d'impasto, la malta si brucia e ugualmente il rinforzo non si attacca. Quindi bisognerà sempre avere accortezza di inumidire il supporto prima di applicare il supporto a matrice cementizia. Comunque, scusatemi se ho fatto un po' massimi sistemi eccetera, dimenticandosi tutto quel che ho detto finora, c'è un elemento che è sicuramente decisivo. Applicare un rinforzo strutturale con una matrice cementizia è facile, è veramente semplice.
si taglia la rete a misura, si stende un primo velo di malta, si annega con i guanti la fibra all'interno della malta e si ricopre con un successivo strato di altrettanti 3 mm di malta. Finito. Ho finito. Non c'è bisogno di applicare primer, non c'è bisogno di fare dosaggi a livello di milligrammi di parte A dentro la parte B. Faccio una piccolissima digressione per alleggerire un po'. Sapete che la resina epossidica è bicomponente, no? 4 kg e 2 kg. A parte che se voi, è rapporto di miscelazione 1:2. Se voi versate i 2 kg dentro i 4 kg con il secchio e girate, vi prende fuoco il bidone, perché la reazione è molto, sprigiona molta energia, bisogna lavorare con dei bicchierini. Però al di là di questo vi volevo raccontare un episodio simpatico per cui un mio cliente rivenditore che ha proposto l'utilizzo delle resine epossidiche con il carbonio riceve la telefonata dell'impresa che dice: guarda, ho finito i lavori, ti ho riportato in magazzino, ti ho lasciato dietro in magazzino i bidoni che sono avanzati perché insomma ce la siamo cavata, va bene, grazie mille. Il rivenditore va nel retro magazzino e scopre di avere tutti i bidoni grandi. Chiama il cliente e dice: ma scusami, abbiamo cominciato con i piccoli, abbiamo finito tutto con i piccoli, i grandi te li ho riportati. Peccato appunto che è un bicomponente, per avere la resina epossidica bisogna fare uno nell'altro. Adesso voi sorridete, ma il progettista non dorme più, non potrà mai più dormire. Questa è una battuta per aiutarci a capire che la tecnologia dei rinforzi con materiali compositi è tanti anni che c'è in Italia. Ma scommetto che se vi avessi intervistati all'ingresso, quanti di voi la conoscono, quanti di voi l'hanno usata? La risposta sarebbe stata pochi, perché l'utilizzo corretto di un materiale sensibile come la resina epossidica è ancora appannaggio di pochi. Invece tutte le squadre che voi utilizzate in cantiere, tutte, sanno impastare una malta a base di cemento. Attenzione! Non vuol dire che il capomastro si guadagna la laurea honoris causa in ingegneria civile e comincerà a decidere lui quali fasce, dove metterle, quante metterne, no. Però vuol dire che una volta che un progettista ha fatto un disegno del rinforzo strutturale, la fase di posa in opera non è più critica. La fase di posa in opera è, diciamo, quotidiana. Non serve una manovalanza, non servono istruzioni specifiche, particolari. E poi, come vi dicevo, una volta che ho steso la seconda mano ho finito. Non devo sabbiare, non devo proteggere al fuoco, non devo proteggere rispetto alla transizione vetrosa. Il rinforzo può rimanere così. L'unica cosa che non devo fare è forarlo, andare ad attaccarci pensili, andare a tagliarlo per far scendere la gronda. Ecco, questa è l'unica cosa che non devo fare. Dove si applica? Vi ho detto muratura e calcestruzzo. Ovviamente sugli elementi portanti. L'elemento portante in muratura più diffuso credo che sia la volta. E quindi vado a calottare o per fasce o sulle nervature principali con questi materiali, con questi tessuti, la struttura, la schiena, l'elemento portante della volta in muratura. Se c'è necessità posso anche coprirla tutta. Tanto vi ricordo, non vado a vetrificare nulla perché il materiale è traspirante. Posso fare il rinforzo del maschio murario. Questi sono elementi che non hanno telaio in calcestruzzo e muratura di tamponamento. Sono elementi completamente in muratura, è la muratura che porta. Cosa succede negli anni? Che si apre. Ecco che allora dobbiamo inserire catene, dobbiamo inserire degli elementi che poi vengono chiusi per chiudere. Invece qui, come fareste con una scatola da scarpe, una volta averla pulita, con il nastro adesivo si fascia, chiudendo su se stesso, per garantire la tenuta. Sui cantonali, sui marcapiani, vado a scocciare, vado a nastrare la struttura, garantendone la tenuta. Ovviamente non vado ad applicare il rinforzo sull'intonaco, non vado ad applicare il rinforzo sulle piastrelle esterne o sui parati. Devo pulire sempre,
almeno nella fascia di interesse, devo trovare la struttura, muratura, laterizio, quello che è, e devo andare ad attaccarmi, devo andare ad adesivizzare sulla struttura portante. Questo è il caso che abbiamo intravisto prima, questo è un intervento di rinforzo, diciamo, degenere. Io qui vado a rinforzare un muro di tamponamento, che non è un elemento portante. Perché dovrei rinforzare il muro che divide la seconda A dalla seconda B dell'istituto tecnico? Perché, come abbiamo sentito prima, anche se non sono elementi portanti, sono elementi che fanno vittime, fanno feriti, si staccano, nei loro modi vibrazionali possono espellere dei conci di muratura, possono staccarsi dei pezzi di muro che possono ferire qualcuno. Allora si procede a incerottarli, si procede a rivestirli con delle reti molto leggere, sono delle reti che hanno prestazioni più basse rispetto alle reti, ad esempio, che devono sostenere, come dicevo, i viadotti autostradali, ma sono una messa in sicurezza dell'elemento non strutturale. Arriva la scossa, il muro si rompe, perché parliamo di fenomeni che vanno oltre lo stato limite, però non si distrugge, non si disperde. Può succedere solo un'altra cosa molto antipatica, che si ribalti tutto insieme. Allora si inseriscono dei cosiddetti giunti, dei fiocchi, che sono delle corde realizzate sempre con queste fibre, ancorate per metà nella struttura portante limitrofa, la trave, il pilastro, il solaio, e per l'altra metà con un'operazione di cantiere che viene gergalmente definita sfioccatura, vengono aperti questi crini e vengono maltati con una specifica matrice da inghisaggio contro l'elemento. In questo modo avete realizzato dei tiranti che sono in grado di impedire il ribaltamento tutto intero della struttura. Sono delle connessioni che garantiscono che la struttura rimanga in posizione. Il calcestruzzo, l'intervento classico di rinforzo del calcestruzzo è il confinamento del pilastro, detto con un termine inglese wrapping. Io pongo una sorta di pancera, quando il carico vorrà deformare la struttura, questa fascia, impedendo la deformazione, in modo indiretto, diciamo, contribuisce a garantire la resistenza dell'elemento. Il rinforzo a flessione è un altro intervento molto diffuso nel calcestruzzo. Lungo la direzione dei ferri, io vado ad applicare lungo la trave una fascia che contribuirà ad impedire, a ridurre la flessione dell'elemento, mi immagino nella parte più sollecitata, ovvero nella fascia centrale, nella parte centrale della trave. Con i numeri 3 e 4 invece vedete disegnato il rinforzo a taglio della trave. La trave potrebbe rompersi a taglio, in quel caso dei pezzetti di fascia servono ad impedire la rottura per taglio. L'intervento classico e da edilizia scolastica è quello di rinforzo del solaio. Le nostre scuole sono piene di solai costruiti in pignate in laterizio e travetti in calcestruzzo che sono completamente degradati. Assistiamo all'espulsione del calcestruzzo, il ferro è ammalorato, è arrugginito, il ferro è diminuito in sezione o addirittura in alcuni tratti è mancante e le pignate sono distrutte. Ovviamente l'intonaco, in questo caso in modo evidente, nel caso che ci è stato presentato prima potrebbe essere nascosto, la struttura è mancante. Come si interviene nel rinforzo di un solaio? La prima operazione da fare è ovviamente quella di ricostruire il travetto. Il travetto è la schiena portante del solaio. Quindi si andranno a pulire i ferri, si controllerà lo stato di salute e la presenza dei ferri, li si proteggerà con un passivante e con una malta possibilmente di tipo R3 o R4 si ricostruirà la geometria del travetto. In questo modo abbiamo ripristinato l'esistente dal punto di vista geometrico. Nel caso in cui mancasse del ferro, o perché è diventato smilzo, o perché ce ne mancano delle porzioni, bisogna aggiungere dell'armatura.
Esistono delle fascettine già a misura di queste fibre di PBO che con la matrice cementizia vengono adesivizzate a rinforzare i travetti. Se è sufficiente una fascia, quindi un primo strato di malta, la fascia di PBO e un altro strato. Se non è sufficiente, 2 fasce, sempre fresco su fresco, un'altra fascia e un altro strato di malta. E se fosse necessario 3 fasce e si procede intervallando sempre fresco su fresco strati di fascia e di malta, finendo ovviamente con un ultimo strato di malta che copre tutto il travetto. A questo punto andrebbe ripristinata la geometria anche delle pignatte. Abbiamo dei buchi, le pignatte sono rotte, non si può procedere a intonacare. Allora in cantiere di solito o con grande consumo di malta o ingegnandosi con dei panetti di polistirolo o utilizzando della lana di vetro riempiono questi buchi, queste carenze, per poter poi dopo tirare in piano l'intonaco, la rasatura finale. Come abbiamo visto nell'intervento che mi ha preceduto, è possibile annegare una leggera rete antisfondellamento. Prima abbiamo parlato di antiribaltamento, qui parliamo di antisfondellamento dentro all'ultimo strato di intonaco. Io però vorrei proporvi un sistema innovativo, decisamente appropriato per questa applicazione. Si tratta di una rete metallica, che è un elemento che nella nostra cultura, diciamo, costruttiva esiste, che però ha una caratteristica particolare. Vorrei mostrarvela. Dovete immaginarvi dei fogli lunghi 2,40 m di rete d'acciaio, come siamo abituati a conoscerla in cantiere, con però la caratteristica di avere intessuto nel corpo della rete, non è appiccicato, è tessuto dentro la rete, un foglio di cartone presagomato. A cosa serve? Serve per accogliere un sottile strato di malta e quindi a permettermi di fissare direttamente con dei tasselli dentro il travetto ripristinato la rete e di procedere all'intonacatura direttamente sulla rete, dimenticandomi che dietro mancano delle pignatte, dimenticandomi che dietro c'è da sistemare qualcosa. Non c'è problema, la rete garantisce planarità, l'intonaco garantisce la finitura. E se continuassero a staccarsi dei pezzetti di pignatta? O se arrivasse una scossa che stacca tutte le pignatte di 1 metro quadro, tutte nello stesso momento? Il sistema è certificato antisfondellamento. Quindi è un sistema che garantisce che se anche tutto il solaio che è affidato a quei tasselli si staccasse, può essere portato. Non solo senza che il sistema si sfili, ma nemmeno che si fletta, creando fessure. È un sistema cosiddetto certificato antisfondellamento. E chi l'ha detto che il sistema deve essere fissato in aderenza? Potrei decidere con dei travetti, con dei moraletti, con delle strutture di distacco, di creare un'intercapedine tecnica prima di attaccare la rete antisfondellamento. In questo modo potrei unire all'aspetto sismico anche l'aspetto energetico, l'aspetto acustico o perché no il comportamento al fuoco andando ad applicare una malta Rei. Potrei garantire un intervento antisfondellamento con prestazioni energetiche e acustiche sempre traspirante. E finisco. E chi mi impedisce prima di fissarla, di modellarla? È una rete molto leggera, è una rete che garantisce solidità ma assoluta flessibilità e che quindi mi consente, qui sto andando dall'ingegneristico verso l'architettonico, verso il design, di creare superfici, o per motivi tecnici o per sfizio architettonico, che però poi dopo garantiscono la finitura a intonaco e quindi la solidità di un intervento cementizio. Questa è la flessibilità associata alla sicurezza del sistema X-Plaster antisfondellamento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al prossimo intervento.